Taliziero, vice capitano del Real Grisignano, spiegaci questi 19 minuti di ottimo futsal del Real. Poi l'ultimo minuto del primo tempo ci ha messo un po' sulle gambe. L'ultimo minuto abbiamo forzato un po', abbiamo voluto anzi forzare un po', visto che stava andando bene e abbiamo preso 2 gol. Loro hanno fatto 2, complimenti perché sono palle che studiate da loro, sapevamo già, e altri 2 regalati, quindi poi il secondo tempo, come gli altri tutti i secondi tempi, non so cosa succede, dobbiamo trovare il più veloce possibile la via giusta perché non si può giocare un primo tempo e poi il secondo non entrare in campo, ma non dico di gambe, di cuore, ma non lo so cosa succede. Comunque guardiamo avanti, anzi prima guardiamo indietro con la prima vittoria a Noci. Domenica prossima un altro incontro importante per noi a Scandicci contro il Pelletterie. È un altro scontro diretto, noi dobbiamo cominciare a vincere gli scontri diretti per cercare di fare punti con quelle squadre e poi cercare di rubare punti con le squadre che sono sopra. Perché con la squadra, io ritengo che la nostra squadra può giocare con chiunque, solo che dobbiamo cercare di eliminare questi secondi tempi che ci stanno mandando giù. Beatrice Primolan, oggi il risultato non è stato positivo, però per te è un giorno bello. Hai esordito in Serie A. Sì, dai, è arrivato questo momento, anche in anticipo, infatti pensavo arrivasse molto dopo. Ringrazio il mister e niente, avevo fatto quello in Coppa Divisione e ci mancava ancora questo e oggi finalmente è arrivato. Nel giorno del compleanno del presidente, infatti sarà un giorno importante, dai. Sicuramente un giorno da ricordare. E a quale giocatrice ti ispiri? Sono tutte di ispirazione per me. Questo Real Grisignano ha 2 ragazze del 2001, una sei tu che oggi appunto è esordita in Serie A, una è Marta Bernardelle che domani andrà a Novarello per lo stage della nazionale Under 19. Cosa vuoi dire a Marta? Sono molto contenta per lei, ci conosciamo ormai da maggio dell'anno scorso e vederla così che domani parte per me è motivo di orgoglio e quando torni mi racconti qualcosa di bello che ha passato. Questa partita oggi con il Real Grisignano, un primo tempo 19 minuti di sostanziale equilibrio nel punteggio, naturalmente la Lazio comunque ha creato molte occasioni soprattutto con Tanini, poi nella ripresa la Lazio è dilagata. Sì, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, abbiamo preparato bene la gara durante la settimana, abbiamo impattato bene subito la gara e diciamo che abbiamo messo subito il risultato in tasca. Secondo me abbiamo impattato direttamente bene il risultato portandocelo a casa. Abbiamo fatto un'ottima prestazione, secondo me sì. Abbiamo visto anche una Lazio molto affamata perché a un certo punto non volevate più quasi fermarvi. Sì, veniamo da purtroppo 3 vittorie, 3 sconfitte a casa e diciamo questo è il periodo in cui ci stiamo rifacendo molto, quindi è una sorta di riscatto per noi e stiamo cercando di prendere la palla al balzo a tutte le partite, cercando di dare il meglio di noi stessi e portare a casa i risultati.